La gestione, dicevamo, della pandemia coronavirus in Sicilia. Ascoltiamo in proposito la Presidente della Commissione Sanità all'Assemblea regionale siciliana, la Agrigentina Margherita La Rocca Ruvolo. Al microfono di... Onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, Presidente della Commissione Sanità all'Assemblea regionale, come procede in Sicilia la gestione della pandemia coronavirus? Ma io credo che la Sicilia ha mostrato in questa fase particolarmente delicata di essere all'altezza di una situazione di allarme generalizzato come tutti stiamo assistendo e che tutti stiamo vivendo. Certamente questo momento è un momento di transizione perché i contagi sono in continuo aumento, anche nella nostra provincia abbiamo visto come tanti comuni sono in zona rossa e questo non certamente per una gestione non diciamo adeguata da parte del governo regionale, ma per i comportamenti scorretti che i privati, i singoli cittadini hanno messo in atto. Quindi non avendo rispettato le norme, non avendo rispettato le regole, oggi ci troviamo ad avere percentuali altissime di situazioni che sono diventate ingestibili, quindi molti comuni sono oggi zona rossa. Dall'altro lato abbiamo il discorso che è legato invece a come sta procedendo la campagna vaccinale. Anche qui siamo al pari come per le altre regioni, certamente stiamo soffrendo di una insufficienza di vaccini sul territorio, quindi se non arrivano i vaccini ovviamente si trova anche difficoltà a vaccinare. In questo momento devo dire, sia da un punto di vista di ricoveri, tornando per esempio all'ASP di Agrigento, non ci sono diciamo, i reparti non sono congestionati, quindi si sta continuando a gestire adeguatamente il momento, e da un punto di vista di vaccinazioni altrettanto, cioè si sta continuando a vaccinare. Certamente si potrebbe fare molto di più se continuassero ad arrivare, così come promesso dal governo centrale, le dosi che spettano alla nostra regione. Quindi nei prossimi giorni, se si mantiene l'impegno che il Presidente Draghi ha dato e ha detto, io credo che la nostra regione terrà testa a quello che è un fenomeno dilagante, come è giusto che sia.